Padova, 18 dicembre 1978. Una notte d'inverno un uomo viene trovato morto nella sua auto. Si chiama Luciano Stefanato e fa il cameriere all'Hotel Eden di Abano Terme. Ma quello che all'inizio sembra solo un delitto isolato diventa uno dei primi crimini di una lunga scia di sangue. Una scia che verrà firmata con un nome: Ludwig. Dietro a questa sigla ci sono due ragazzi insospettabili, Wolfgang Abel e Marco Furlan. Il primo è di origine tedesca ed è il figlio di un dirigente di una compagnia assicurativa. L'altro è il figlio di un direttore ospedaliero. Sono ragazzi intelligenti e colti, con vite apparentemente normali. Nessuno avrebbe potuto immaginare la ferocia che covano. Per comprendere pienamente chi era Ludwig va anche capito cosa c'era dietro, cioè questi membri di questa organizzazione erano senz'altro affascinati dalla filosofia, chiamiamola così, nazista, dall'esoterismo, sicuramente da idee legate all'eliminazione di tutti coloro che erano considerati degli emarginati, delle persone non degne di vivere, delle persone che sporcano la perfezione del mondo. Ci sono stati anche dei religiosi, ma nel caso per esempio dei due frati di Montebello, molto probabilmente si è voluto colpire una certa idea di progressismo e di carità della Chiesa nei confronti appunto di persone per esempio bisognose. I loro delitti non restano confinati a Verona e nemmeno al Veneto, Milano, Trento, Venezia, Monaco di Baviera. L'azione si spinge oltre confini geografici e nazionali, ma il colpo di scena arriva quando dopo alcuni delitti, il 25 novembre 1980 arriva al Gazzettino di Venezia Mestre una lettera, un foglio A4 firmato Ludwig, e porta l'aquila nazista come simbolo. L'organizzazione Ludwig si assume la responsabilità delle seguenti uccisioni, recita il messaggio, e poi, con freddezza chirurgica, elencano vittime e dettagli degli omicidi che solo i veri assassini potevano conoscere. E alla fine la firma Gott mit uns, Dio è con noi. In quel momento Ludwig smette di essere soltanto un nome e diventa un gruppo organizzato che parla, che proclama, che lancia un messaggio politico e ideologico, una voce che si sovrappone alle mani degli assassini. Ma la sera della svolta porta la data del 4 marzo 1984. È lì che si concludono le azioni omicide firmate Ludwig, in una discoteca a Castiglione delle Stiviere a una festa di carnevale. Ma chi è davvero Ludwig e cosa rappresenta? E soprattutto, cos'è successo davvero la sera del 4 marzo 1984? Segui Padova Stories per non perderti il prossimo episodio di Padova Crime in uscita il 28 ottobre su Instagram, TikTok e YouTube.